Si è dimostrato per l'ennesima volta per noi un campaccio, porta tutto con una corazzata come il Checco, che non sto io qui a spiegare chi sono. Purtroppo niente, la differenza in campo si è vista, merito a loro, una grande squadra, giocano sempre il pallone, non lo buttano mai. È difficile, uno è sempre costretto a correre di dietro, noi abbiamo provato all'inizio a fraseggiare un pochino, ma loro è anche una squadra umile, corrono, si aiutano uno con l'altro. Noi abbiamo provato a fare il nostro, purtroppo non ci è riuscito, la differenza in campo si è vista, ma non sono queste le partite che noi dobbiamo andare a vincere, ma altre. Speriamo che già dalla prossima settimana ci rifaremo. Sì, già dalle prossime gare, oltre l'Impolis che è rientrato oggi, rientrano anche altri ragazzi che comunque a noi ci danno comunque un buon apporto alla squadra. Sì, lo spirito è quello giusto, perché comunque l'ho detto anche ai ragazzi prima della partita, non so queste partite dobbiamo andare a vincere, la partita d'andata è un fa testo, cioè la partita d'andata ne eravamo coscienti noi, ne erano coscienti anche gli avversari di aver perso una partita strana. Noi siamo ragazzi umili, cioè sapevamo la partita d'andata, l'andamento dell'andata, abbiamo fatto il nostro, provato a farlo anche oggi, l'andata siamo stati un po' più fortunati. Oggi da dove tiravano segnavano, quindi non c'è niente da dire. Complimenti a loro e i miei ragazzi avranno modo di rifarsi e lo dimostreremo. Complimenti alla sincerità, in bocca al lupo allora mister Benedetti.